Ok. Buonasera a tutti da chioggiaindiretta.it. Siamo qui con Marco Biolcati, il nostro corrispondente, che è nella Baia del Sole in una splendente pioggia, perché oggi hanno presentato il nuovo circolo di Fratelli d'Italia con esponenti importanti del partito di FDI e di Giorgia Meloni. Dici tu, Marco, buongiorno. Buongiorno, e possiamo dire che il sole ha baciato quest'oggi Fratelli d'Italia, perché sembra una giornata veramente di luglio qui a Sottomarina, lo stabilimento è pieno di gente e siamo qui perché il circolo di Fratelli d'Italia oggi si è rinnovato e io darei, se sei d'accordo, la parola a Matteo Penzo, che ci dice un po' le novità del circolo di Fratelli d'Italia, perché c'è un nuovo segretario. Sì, È grazie il nuovo Marco. segretario. Eccoci qua. Salve, buonasera a tutti. Allora, è stato rinnovato il circolo di Fratelli d'Italia a Chioggia dopo il risultato ottimo delle elezioni comunali, che ha visto Fratelli d'Italia a Chioggia avere un risultato intorno al 16%, un risultato ottimo che ci ha permesso di avere 4 consiglieri comunali e 3 assessori, di cui il vice sindaco. È stata una campagna elettorale difficile, abbiamo avuto dopo 5 anni di giunta virina un sindaco di centrodestra e siamo alleati con il sindaco e speriamo di riuscire a portare avanti tutto quanto quello che in campagna elettorale abbiamo cercato di trasmettere ai cittadini e che ci hanno dato un sacco di fiducia. Quindi il partito di Fratelli d'Italia Chioggia è aperto a tutte le persone di buona volontà che abbiano i nostri ideali, i nostri valori, e siamo pronti a combattere e a portare avanti tutte quelle che sono le istanze dei nostri concittadini. Quindi penso è il nuovo segretario di Fratelli d'Italia a Chioggia. Sostituisco Tiozzo Daniele Brasiola, nominato vice sindaco. Perfetto. Marco, ci puoi fare due parole con l'onorevole De Carlo, che è sempre attento al territorio veneto e in particolare a quello che riguarda tutto il Polesine e la parte che riguarda anche Chioggia. Ecco, siamo tutti fratelli territorialmente. Non volevamo svelare subito tutte le carte, ma abbiamo altri ospiti d'eccezione. Uno appunto è il senatore Luca De Carlo, che tutti conoscono per le sue battaglie appunto per l'agricoltura, ma anche per il Made in Italy. E quindi chiediamo subito se ci sono novità per questo importante settore, tenendo conto che siamo in un territorio che ha già un'eccellenza a livello di agricoltura, che è il radicchio di Chioggia IGP. Ma non solo, anche la pesca è una delle eccellenze di Chioggia, infatti stiamo lavorando anche in Parlamento per lenire tutti quei disagi che oggi i tanti pescatori affrontano, soprattutto con l'aumento delle spese del gasolio. È nostra la proposta di ridurre drasticamente questo costo per dare modo ai pescatori di poter uscire e trovare economica la pesca. Ma non è solo questo, ci siamo battuti da mesi, ormai ci battiamo e abbiamo di fatto dimostrato come questa politica europea fosse una politica contro gli stati e non a favore degli stati. Oggi sembra che tutte le nazioni la pensino come noi e abbiano in 3 minuti cambiato idea dopo 3 giorni di guerra solamente rispetto a quella che dovrebbe essere la nuova politica europea. Meglio tardi che mai, vi aspettiamo adesso di nuovo in Parlamento per poter ridiscutere tutti quei laccioli e quella burocrazia che fino ad oggi ha impedito ai nostri pescatori e ai nostri agricoltori di poter avere un reddito che gli consenta di vivere e non solo di sopravvivere. È dura in questo momento essere all'opposizione, però è anche, diciamo, l'unica voce davvero di opposizione che c'è in Parlamento in questo momento, De Carlo. In generale, come sono i rapporti con Draghi e con la maggioranza? Beh, insomma, con i rapporti con la maggioranza sono i rapporti che ci sono tra un'opposizione che non risparmia nulla ma che fa anche tante proposte e una maggioranza che fino ad oggi, diciamo, ha accolto poco di quelle proposte che non erano di Fratelli d'Italia per Fratelli d'Italia, ma di Fratelli d'Italia per questa nazione. Noi siamo convintamente all'opposizione, vediamo l'ora però di andare al governo, non certo con questo governo, ma vogliamo andare al governo con un governo finalmente di centrodestra. E quindi aspettiamo le prossime elezioni politiche del 2023 per avere finalmente un governo di centrodestra che possa fare quelle cose che questo governo non ha fatto, a cominciare, guarda caso, dall'autonomia. Grazie De Carlo. Marco. Grazie.
Ragazzi, se sei d'accordo, abbiamo un altro ospite d'eccezione che è Raffaele Speranzoni, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, a cui chiediamo se ci sono novità per questo territorio. Allora, innanzitutto la Regione ha il dovere di riconoscere l'importanza di un territorio più vasto che quello della città metropolitana di Venezia, e in questi anni all'interno del contesto regionale rispetto a altre zone come quella di Verona, di Vicenza, di Padova, di Treviso, ha ricevuto meno attenzioni. Per quanto riguarda Chioggia, sappiamo che abbiamo un polo dal punto di vista sanitario da difendere e da sviluppare maggiormente, e non c'è dubbio che i problemi anche legati alla viabilità rendano spesso e volentieri, purtroppo, disagevole per chi vive in questo territorio la possibilità anche di avere l'accesso a cure che magari deve fare presso l'ospedale di Mestre piuttosto che quello di Padova, e quindi è opportuno dare la sufficiente, anzi l'opportuna attenzione all'ospedale di Chioggia. Poi i problemi legati alla logistica, alla viabilità e più in generale alle infrastrutture sono i problemi che da sempre penalizzano quella che è la settima città del Veneto, ma che, se guardiamo alcuni indicatori, non risulta essere la settima città del Veneto. Se noi guardiamo la possibilità di accedere a queste città dal punto di vista delle autostrade, della ferrovia, sappiamo che da tanti anni soffre un isolamento che penalizza anche quelle che possono essere le prospettive di crescita dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista imprenditoriale in generale. Credo che ci sia la possibilità in Regione oggi, grazie al fatto che c'è una maggiore attenzione. Devo dire, ci sono anche 3 consiglieri regionali di Chioggia, sono io che comunque qui in questa città ho avuto l'onore di raccogliere un bel numero di consensi, ma anche l'onere di dover rappresentare gli interessi della comunità chioggiota, e spero davvero che, finito questo periodo emergenziale che abbiamo attraversato in questo ultimo anno e mezzo con le questioni note che riguardano il Covid, ci sia la possibilità davvero di fare qualcosa di importante per questo territorio, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale e dal punto di vista della sanità. Dunque, ospedale, pesca e viabilità sono priorità per Chioggia. Sappiamo che voi vi impegnerete per questo, vi teniamo d'occhio. Grazie, ringrazio. Ovviamente c'è da parte mia e da parte di tutta la filiera di Fratelli d'Italia la massima disponibilità nei confronti del circolo, perché possa essere appunto il collettore di quelle che possono essere istanze, proposte e anche critiche rispetto all'azione amministrativa e legislativa, e ovviamente ci mettiamo a disposizione per poter portare all'interno del palazzo quelle che sono le istanze della comunità chioggiota. Grazie Speranzone, ringrazio tutti i convenuti, De Carlo e anche il nuovo segretario di Fratelli d'Italia. Grazie a Marco per questo collegamento e ci vediamo presto.